La rete ultraveloce raggiunge anche il territorio di Asiago, coprendo quasi 6.000 unità immobiliari fra abitazioni, attività commerciali e imprese, attraverso la tecnologia della fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo. Questo avviene grazie a una delle infrastrutture ritenute fra le più corpose in assoluto di tutto il territorio regionale, che si articola per circa 35 km di lunghezza, di cui metà realizzati ex novo e adibiti alla posa della fibra ottica per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, in parte cofinanziato dall'amministrazione regionale attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. L'intervento è frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto nel 2016 fra Regione e Governo per infrastrutturare le aree bianche del Veneto, ovvero quelle in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati. Il piano, portato a termine nei giorni scorsi, è stato presentato dall'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato e dall'amministrazione comunale.